Berlusconi, chi le dice ste elezioni? Prodi, Berlusconi oppure Silvio Corromano? Gesù, ti fa l'italiano. Prodi, Berlusconi ancora Prodi, 9 aprile. Silvio Berlusconi, Stivaletto e la pincella. Questa dovrebbe essere la sigla del faccia a faccia stasera. Questa dovrebbe essere. E Bruno Vespa dovrebbe entrare con la calzamaglia. Ah, bello, sì. Questo è il bel duello. Stasera arriva lui su sta canzone. Vai. Grazie, inizia il faccia a faccia. Con le paillette. Sì. E poi arrivano Berlusconi e Prodi con i gonnellini. Ah, bello. 9 aprile. Con il kilt fanno una danza delle spade. E dietro, qua, 11 suore che passano da dietro. Fotografati da Oliviero Toscani. Certo, è lui. Buongiorno, benvenuti. Grazie. Buongiorno pubblico, buongiorno, inizia una nuova puntata di Via Radio 2. Consentimi di salutare alcuni amici del TG1 che hanno mollato il TG1. Il TG1, sì. E abbiamo Puccio Corona in ultima fila nascosto, Paolo Di Gianantonio e Raffaele, Raffaele Genà, eccolo qua, la sigla, vai. Io come al solito loro mi hanno detto non dire niente che siamo qui, invece subito, qua. immediatamente sono qua e hanno pure detto veniamo a prenderci una boccata d'aria, perché sai loro stanno chiusi a Saxa Rubra. Certo. Tu sei mai stata a Saxa Rubra? A 1 mattina. Ragazzi, guarda che la gente quando Regina Celi è pieno li mettono lì a Saxa Rubra. Sassoli, dov'è Sassoli? Ma Giorgino che facciamo? È uscito di nuovo, è uscito, vero? È uscito, a Rebibbia, no? No, perché io l'ho rivisto in giro, perché c'è stato a un certo punto che Giorgino era come svanito. È vero. Ti ricordi facemmo la canzone? Ah, è vero. Com'era? Ti ricordi come faceva? Te la ricordi? Ce l'hai? Di Giorgino. Mettila. Vai, sentiamo. Senti che era bella. Sì. Perché fu allontanato dal TG1. Allora noi, in una crisi di astinenza da Giorgino, scrivemmo questa canzone. Sì. Ecco. 2 occhi azzurri tra 2 orecchie grandi come trulli, la cravatta sempre addosso, Bellissimo. anche adesso con un piede dentro a un fosso, ti hanno silurati perché me non si è incazzato, in fondo non avevi detto nulla, solo che quell'intervista era fasulla. E cosa sarà di Giorgino? Condurrà il TG1 e da Sanremo senza il tuo vaccino. Questa è i tiri al piattello. A noi che ci consolerà. È triste che tu ci hai lasciati soli con Sassoli. Cosa sarà di Giorgino? Cosa sarà? Apicella la poteva cantare questa, c'è un po' di. Il 10 aprile, cosa sarà? Chi lo sa, noi non possiamo ma pensate stasera che c'è il faccia a faccia, che io solitamente non dormo mai, ho problemi sai che ho problemi. Quando uno ha una certa io ho età, problemi che non dormo, io mi sveglio alle 4 del mattino. Me lo ricordo io quando andammo in ritiro. Il faccia a faccia è veramente bellissimo, tu ti metti lì, lui comincia e l'altro no, e in mezzo un stasera in mezzo stasera è da sentire solo a livello di rumori che tu stasera è vero, che meraviglia, io non ci sono, non me lo posso vedere, è come se mi perdessi il Saturday Night Live americano. No, in mezzo Avvocato Taormina. Attenzione, oggi è Massimo, faccia a faccia, scelto al posto di Clemente Mimmo Bruno Vespa perché fa sembrare migliori le facce di Prodi e Berlusconi. Ma si possono dire sta cosa qua? È proprio bello. Queste notizie, dai.
Vabbè. Senti, farò un gioco su un giornale che non posso dire quale. Sì. Faccio un giochetto, c'è la faccia di Bruno Vespa sì. e ci schiamo sotto unire i punti neri. Ma i punti neri li facciamo noi, capisci? Tanto. Li facciamo noi e facciamo venire ogni settimana un disegno diverso sulla faccia di Bruno. Sì. Lui sarà felice. Queste sono soddisfazioni a fine carriera, finire nei punti neri. Vuoi mettere? Allora, attenzione, cos'è? Scusa un attimo, ecco, sai che c'è sta storia della laurea che io vorrei ancora sottolineare, perché qua si è venuto fuori, insomma, te l'hanno offerta e tu hai detto la parola che c'è rifiuta, non è che rifiuta, hai detto meglio di no, ha detto meglio di no, ringraziando, essendo onorato, è uscita la notizia, Fiorello rinuncia ad una laurea honoris causa. Umberto Eco dichiara: anch'io mi rifiutai di presentare il karaoke. Siamo troppo divertenti, siamo veramente divertenti, siamo proprio divertentissimi, Ci sarà un grande ospite oggi, che arriverà tra poco. Che noi non lo abbiamo detto, no, a nessuno. Io dissi per sviare un Oscar, da Oscar, non è Oscar, siamo ma è lì, Grammy. Ora tutti pensano che sia la tossicodipendente. No, assolutamente no. Grammy nel senso di premio musicale, Grammy Award, cioè chi arriva l'ha vinto Modugno. Sì. Poi dopo Modugno il vuoto e poi lei. E quando dico lei, dico c'è una signora che continua a fare con la mano così. Ma non c'è. Non c'è signora, adesso. Arriverà tra voglia poco. che fa la mano così. È sull'autostrada, no? Perché la signora, lei indica una sedia vuota, esatto. capito? Quindi, una sedia vuota. Dicevo, questa cantante è più ormai di una cantante, un'icona del bel canto italiano all'estero. Non è che per forza il bel canto deve essere addirittura latino, direi, la categoria era latino. Latino. Lei è latino. Io pure c'ero nella categoria greco, perché cantavi in greco. In greco. Tu che categoria eri? Aramaico, perché tu eri ippico, sì, esatto. Tu eri ippico. Quindi, signori, Laura Pausini sarà qua. Sì. È sull'autostrada Los Angeles-Roma adesso. Sì, sull'autostrada. La gente qui, il pubblico felice, veramente felice. Abbiamo notizie, avete saputo, a Bari hanno abbattuto questo edificio, questo ecomostro. Tra l'altro fammi fare una comunicazione di servizio al nostro autore Ciccio Bozzi, che oggi non è venuto, e volevo ricordarti che nel mio garage c'è il tuo ecomostro, c'è il motorino che mi hai lasciato, che mi prende un posto macchina, quindi grazie. Hai chiamato un veterinario per abbatterlo adesso. Allora attenzione, senti qua. Allora, battuto il primo edificio, quindi l'ecomostro di Punta Perotti. Rocco Siffredi dichiara: è sempre triste quando una punta viene abbattuta. Questa è da prima serata. Questa è da 20:40 Rai 1 con tutto il Moige. Sì, lì, esatto, il Vaticano, il Moige, tutto. Tra l'altro abbiamo avuto delle lamentele perché purtroppo venerdì scorso ha fatto la comparsa tra i nostri personaggi Oliviero Toscani. Abbiamo avuto diverse lettere di protesta per le campagne che lui sta proponendo qui da noi, solo qui da noi. Quindi ogni tanto, magari dopo proviamo, oggi, dai. Proviamo. Magari si scusa dopo, dai. Certo. Allora attenzione, faccia a faccia. Ecco, speriamo che oggi è uscita la notizia proprio qua, la Rai, no? Il risultato dice: speriamo che il risultato sia diverso da quello scorso, dove il protagonista più seguito fu l'orologio in sovraimpressione. Quindi speriamo che stasera facciano di meglio. Io stasera te l'ho detto, non ci sono. Sei una cosa culturale, no? Sì, molto una culturale. Cosa culturale. Stasera all'Auditorium di Roma sarò. Pensa te, sarò intervistato, no? Sì, da due giornalisti del settore musicale. Mi sa che l'ha fatto pure la Pausini sta cosa. Sì, l'ha fatto pure lei. Un po' di tempo fa. Intervistato da Gino Castaldo, sai chi è Gino Castaldo? Grandissimo giornalista. E Ernesto Assante. Pensi già ai cognomi Castaldo e Assante. Salumieri non li potevano fare. No. Sarò io accompagnato da Enrico e le sue forfore. Cremonesi danno anche a lui la laurea? In tricologia. No, il nuovo gruppo, il gruppo fate lo stacco d'Antré, ragazzi. Vai. Fai qualsiasi cosa. Sei tu il musicista. No, fate la sigla del TG1, visto che abbiamo mezzo TG1 qua. Però la arrangiate, la fate pop.
Sassoli con i gin tonic. Così. E arriva e comincia a fare così. Continua. Buonasera a voi. Stasera su TG1 c'è il faccia a faccia sul TG1. Ah, no, è top il TG1. Notizie dall'interno e la cronaca o la politica. Bene, domani sera il TG1 comincerà così. Bravo Cremonesi, bravo, allora prima che arrivi la Pausini, in questo momento sull'autostrada Los Angeles Roma perché esatto. torna adesso, perché lei viaggia in macchina, sai, non vola, quindi sta tornando da Los Angeles, è partita 15 giorni fa col Grammy sul portabagagli attaccato sopra legato con gli elastici e quindi neanche col telepass, perché non ci passa il Grammy grosso. Poi il ci Grammy, faremo no? raccontare, e la faremo cantare anche in spagnolo magari. Pure, certo, sì, lei parla spagnolo ormai. Allora adesso siamo in collegamento perché sai lo smemorato va sentito, anche se lui non si ricorda. No, l'hanno trovato là a Cologno, continua a vagare, ma non si sa. Proviamo a sentire se oggi magari hai visto mai. Secondo me il 9 aprile può darsi che scusa? niente, vai. Riacquista la memoria nel bene o nel male. Sentiamo se c'è. Ogni giorno lo chiamiamo, però non c'è niente da fare. Ecco, c'è. Se stasera sarò lì. Canta, va bene. Perché ti voglio bene, perché tu mi hai insegnato che hai bisogno di me, anche se non lo sai. Smemo. Crio. Smemo, come va? Buongiorno. Bene, grazie, mi sto rasando. Si sta rasando? Perché? Un attimo mi raso, qua la prima lama taglia il pelo. La seconda? Seconda lo ritaglia, la terza non c'è un cazzo da fare e mi taglia la faccia. Giustamente. Stasera un appuntamento galante. Appuntamento galante, bene. Galante. Appuntamento galante. Con chi? Chi è? Non lo so. Come non lo so? Ricordo solo che è bolognese, è bolognese. Stasera vedo una bolognese. Sa cosa dicono delle bolognesi, no? Sì, a grandi linee, sì. Adesso non. C'ho una zia bolognese. La conosciamo. No, non faccia anziana, poverina, no, anzi la salutiamo. La conoscevano allora. Ecco, la conoscevano. Cosa hanno le bolognesi? Tortellini. Ecco, gli piacciono i tortellini, bravo. Ecco. Lei non si ricorda di niente, però di ste cose se le ricorda. No, il primo amore non si scorda mai. Era bolognese? No. Le piacevano i tortellini? Vabbè, lasciamo perdere. Cosa ha fatto nel weekend? Allora, mi sono preparato a questo appuntamento. Certo, ha scelto il vestito, ha comprato un regalino, ha pensato alle frasi giuste, sta roba qua, Soprattutto le frasi. Mi sono concentrato su frasi che non superino i 2 minuti di tempo. Strano, perché scusi? Perché è staticamente provato che oltre i 2 minuti uno spara cazzate. Ecco, c'è un motivo allora. Ad esempio, noi stiamo parlando da più di 2 minuti, no? Sì, direi di sì. Siamo in testa! Ma che, vabbè, Siamo in testa! Arrivano le cagate. Siamo in testa! Ecco. Siamo in testa! Ho capito, premio, smemorato. Dicevo, a parte le frasi, siamo ma scusi. In testa. Sì. Chissà perché mi vengono fuori queste cose. Ma come siamo in testa. Fortissimamente in testa. A parte queste cose qua, le frasi, come si è preparato? Solito, manicure, pedicure. La pedicure, addirittura i piedi. No, i tacchi. Ecco. Certo, giustamente lei. Sono i tacchi. Andiamo nello specifico, tacchi. dai. Allora, siamo in testa. E abbiamo capito. Allora, come inizia l'approccio lei? Dai. Allora, rompo il ghiaccio subito, immediatamente con una bella barzella, una barzelletta. Vabbè, ok, barzelletta. E poi faccio tante promesse. Bisogna assolutamente farle. Farle. Hai capito? Lei è smemorato, ogni tanto si dimentica. E soprattutto bisogna incutere ottimismo. Ancora con sto incutere si infonde l'ottimismo. E io invece inculto, va bene? No, fermola, che si dice incuto. Ma possibile che io devo sempre fare le cose come dice lei? Allora, non lo dico io, lo dice la regola grammaticale. Ma io me ne frego delle regole, inculto, va bene? Stai attento perché Guardi, comunque lei è veramente un disobbediente. Pronto? Un anarchico. Pronto?
Pronto? È un rivoluzionario. Pronto? Purtroppo non mi ricordo più chi sono, guardi. No, Niente da fare. Niente. Chi è lei? Baldini, Baldini, perso, non mi dice niente. Chieda al passante. Pronto? Un attimo, passante, scusi, Buongiorno. Lei guarderà, vedrà. Il passante è preoccupato. Passante, ascolti, c'è uno che si dichiara essere un tal Baldini. Lei lo conosce? Baldini, quello dei cavalli, sì, certo. Tua sorella. Scusa, una macelleria equina? Sì, era meglio se la mettevo su all'epoca. Vabbè, salutiamo. No, scusi un attimo, mi faccia chiudere col passante. Andiamo sul terreno minato. Lei ha l'aria di chi quando urla lo fa bene. Può regalarmi un urlo, un urletto? Proprio devo. Eccolo là il passato. Ecco, questo è uno dei brani lanciati, tra l'altro che stiamo raccogliendo in una compilation, tutti i brani lanciati a Viva Radio 2. Questo ragazzo si chiama Mahler, ce l'hanno già richiesto al 1 maggio. Sì, è vero. Sergio Rubino, si chiama Mahler, sì, di Bologna. E la canzone si intitola Il demone del tardi. Succia! Sai che non è di Bologna? È nativo di Nogara, Ma dai, e dov'è Nogara? Nogara è fra Mantova e Verona. Del sud allora. Sì, infatti. Capito. Vai! Con gli occhi chiusi su via vai di passo, che fanno poco nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da bianco perso, che piange altrove, viene non viene, chiede di me. E mi dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Allora attenzione che sta Laura Pausini, mi dicono che non viene in macchina, non viene in macchina, no? Viene in treno, ha preso il treno delle 7:30 in seconda classe e finalmente ha indovinato che ha incontrato Marco! Va di donna Consuelo, lei scendere Sai quante gliel'avranno detto? Miliardi di volte. le faccio posto sul mio tappeto. Quando andava in treno a Pausini, ma come mai viene a quest'ora? Non viene alle 7:30 lei? In fondo un segreto ed hai deciso che E quando la vedono in compagnia, no? Dicono, no, ma come la solitudine invece? Vedi tutta sta gente. che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del Io tardi. quando dice genio peloso penso a Cremonesi subito, incredibile. E adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù. Che ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai, non ne ha viste mai, non ci vede, non ci vede. ne ha viste mai. Finita, sì, Mahler, meno Mahler. Senti, meno Mahler, è da tanto che non c'è l'uomo dei sai perché, questi quesiti che uno con le cose che non sa sta voce. e che grazie a lui noi veramente possiamo fare. Sì. Allora attenzione, tu sai qualcosa? No, io non so niente. Quando tu non sai niente, chi arriva? L'uomo del sai perché. Ciao Marco, sono io, come stai? Bene, Tutto grazie. bene? Tu? Senti, tu sai perché? No, io non lo sai so. perché? No. Sono nato non sapente. Lo so, ma dovresti sapere. Lo so, ma perché non- se non sai, uomo non sa, continuala tu. Non lo so, perché io non so niente, perché lui vedi? non sa, se tu avessi saputo avrei sapresti. risposto. Certo, ma tu sai perché se tuo figlio ti trova a letto con l'amante, forse se ti chiede la PlayStation 2 questa volta gliela compri? Non lo so, ma ho il sospetto. Senti, sai perché l'afgano convertito? Ma sai che noi tocchiamo dei tasti? Sì, prima o poi ci succede qualcosa. Vabbè, speriamo di no. Però, perché noi siamo buoni. Sì, alla fine, certo. cioè. No, dicevo, sai perché l'afgano convertito rifugiatosi in Italia, dopo aver sentito parlare Calderoli, si è riconvertito di nuovo? Ma non lo so. Beh, questa la danno al Ticino. Ehi, sai perché nella carta d'identità di Rosy Bindi alla voce segni particolari c'è scritto donna?
Ale, da qualche parte ci arriva, prima o poi. Ma siamo cattivi però, certo. Non si fa. Non si fa. Hai capito? Non si fa. Tu con gli occhialetti. Eccolo. Non si fa. Senti, sai perché la prima volta che la fidanzata di Baldini l'ha visto nudo ha sperato che ci fosse almeno un gratta e vinci? È vero, l'uomo con gli occhialetti. La colpa è tua. Vai. Senti, sai perché? Per fare la respirazione bocca a bocca dal Paparieti bisogna essere in due. Corpo a corpo. Uno per l'altro. Vabbè. Ok. Ehi, ti sei spaventato? Moltissimo. Senti, sai perché se per movimentare una serata decidete di fare uno scambio di coppia e vi trovate a farla con Carlo e Camilla, forse la prossima volta andate al cinema? Ho idea di sì, ma non lo so. Siamo noi, Perché ridi? No, niente, così. No, dimmi perché ridi. Perché avevo visto. Dimmi perché ridi. Questo non lo so. Dimmi perché ridi. Senti, sai perché? No, dicevo. Sai perché non si può entrare in Rai e defecare nei corridoi anche se è un servizio pubblico? No, non lo so. Comunque era l'uomo dei sai perché. Immagini. Immagini del nocente che sta con la paletta e secchiello. A proposito di paletta e secchiello, ricordiamo a tutti chi ha un cane, ricordiamo di pulire, perché è vero, quando è vero, io ho 3 gatti, dunque c'avevo le scarpe col carro armato sotto e quindi ci ho nocciolato messo 20 minuti, ho dovuto comprare un ghiacciolo perché mi serviva lo stecco per fare tutto il percorso, no? Come si chiama? Il labirinto sotto la scarpa. Proprio il caso di dire, proprio il labirinto di me. Esatto, sì. Allora, i cani sono bene accetti. Voglio fare i complimenti invece, adesso mi ricordo a un'edicola di Torino che si trova, vi dico pure dove si trova, in via Arcivescovado. C'è un'edicola, io sono entrato e davanti alla porta c'era una immagine di un cane con scritto "Io qua sono il benvenuto". È la prima volta che mi capitava di vedere, infatti sono entrato e c'era un pitbull che subito No, scherzo. Infatti la signora era proprietaria di un cane, però insomma lì chi c'aveva il cane poteva entrare tranquillamente e fargliela fare lì fra i giornali. Sui giornali, sui quotidiani. Sì. Insomma, no, non scherziamo. È una cosa dove in un posto dove c'è scritto vietato. Certo, questo scrive qui sono il benvenuto, ma non sai, tutti i cani, tutti là stanno a leggere. Tutti i cani. Allora prepariamoci perché tra poco Laura Pausini sta arrivando. Adesso avere Laura Pausini ospite, ti devi preparare, sei preparato? Purtroppo non ho avuto tempo di preparare. Non ho avuto tempo di preparare, però se vuoi facciamo una prova in diretta. Vai, facciamolo. Canto una canzone della Pausini, però la canto bene, senza scherzarci sopra. Basta, perché sempre uno la canta come la canterebbe. No, come la canterebbe la Pausini. Allora ti canto, guarda. Scusate, io preparo l'accendino. Non ne trovo una. Eccola. È un'emergenza d'amore, mi piace. Perfetto. Mi piace un'emergenza d'amore. No, ogni tanto mi viene la voce da donna. Non parlare, Gabriella. Gabriella. Guarda, la faccio benissimo. Tra l'altro il testo di questa canzone l'ha scritto col batterista che vedete là. Ah sì? In 3 l'hanno scritta. Ammazza, che la Divina Commedia, che era? In 3 l'hanno scritta. La musica non so, di chi è chissà di chi sarà la musica. Di chi sarà? Di chi sarà? Vai. Era la Gabriella che faceva l'imitazione. Sentiamo, dai. Sembrano i cosi. Dai Streets. Sì. Ma io così non la so. Vabbè, Mark ci provo. Knopfler. È un'emergenza d'amore, il mio bisogno di te. Un desiderio così speciale che somiglia a un dolore per me. È un'emergenza d'amore e non si chiede perché. È un canto libero verso il mare, questo viverti dentro di me. Sei il vino, il pane, un'esigenza naturale. Sei un temporale che batte il sole da me, dolcemente mi spiazzi il cuore che io porterò dentro le mie tasche ovunque andrai, come una moneta, una
36 anni, tra le mani ti burlerò. È un'emergenza d'amore, il mio bisogno di te. Era scattato qualcosa di male. Un desiderio così speciale. Non mi faccia così. Finale? Sì. Di Bruno Vespa. Vai. Che assomiglia a un dolore. Però me l'ha fatta fare bassa, oh. Sì. Me l'hai fatta fare bassa. Io queste canzoni qua le voglio fare come le canterebbe Laura. Non capisci? ti davano il Grammy, Cantata così il Grammy non glielo davano. Che gusto c'è? Netto, che così. gusto c'è? Alla Alberto Fortis, quando ti ricordi quando Alberto Fortis si cominciava a cantare, lui le sue canzoni, già le faceva, partivano dove gli altri finiscono, lui già cominciava. Ti ricordi Milano e Vincenzo? Era bellissima. Guarda caso c'ho un testo qui. Ma non l'ho fatto neanche apposta. Tu la sai? Più o meno. Viene da Milano, se non la sa. No, fai l'inciso. Vediamo la tonalità. Vin, no, più alto. Metti la seconda. Alta. Vai, re bemolle diminuita, vai. Ah, beh, vabbè, re bemolle diminuita. No, dai, non fare minchiate, scusate. No, è americano, è slang. Manco se esiste. Sì. Esiste. Sì, ok, vai. Vediamo. Vincenzo, io ti ammazzo. No, molto più alta. Settembre. Vincenzo, io ti ammazzerò. Ancora di più. Sì. Vincenzo. No. Devi uscire l'esofago. È perché tu fai le tonalità greche, falle italiane. Vincenzo, alta italiana. io ti ammazzerò. Eccola, è questa mi devi fare. Cos'è? La migliore deve essere. Canta che ti seguo. Canta. No. Sai che ti dico, Cremonesi? Abbiamo passato 10 minuti. Scommetto che lo stracci adesso. Ecco, lo sapevo. No, dai, adesso non la fa più, dai. Non faremo mai più in Viva Radio 2 Vincenzo. Non la faremo mai più. Perché Basta. 10 minuti per prendere la tonalità. Veramente. E ti do un'altra brutta notizia, bisogna fermarci, c'è la promozione. No, quella è una bella notizia. Sì, no, per loro, sì. Perché poi guarda che quelli che fanno gli inserzionisti certo, parlano male della Bauli, pubblicità. poi figurati. Qual è? Bauli, tutte le uova che ci siamo scrofanato e ringraziamo fra l'altro. Perché Bauli fa le uova di Pasqua, esatto. Bellissime, le uova di Pasqua Bauli con un panettone dentro, esatto. per non un perdere pandoro, esatto. come la sorpresa è un pandoro. Vabbè, sentiamoci la radioproduzione di Pippo Bauli. Vai. Il bello di Pasqua sta nelle uova. Le agiti dolcemente cercando di capire cosa c'è dentro, le scarti piano piano, poi le rompi in preda a un'irresistibile curiosità e alla fine resti sempre deluso. Basta brutte sorprese. I più bei regali di Pasqua li trovi in bauli grandi firme, perché sono pensati apposta per lui e lei, per ragazzi e ragazze. Belle le sorprese, buono il cioccolato, superiore al latte o extra fondente. Bauli grandi firme. Riscopri il gusto di sorprenderti. Grazie. Cremonesi, ridimmi la frase, riscopri il gusto di sorprendere. Com'è che lo dici? Riscopri il gusto di sorprendere. Beh, bravo. Lo dici sempre anche alla mia fidanzata. Allora vi dicono che Laura Pausini è già in. Sì? Sì, però Laura Pausini è in zona Prati, bene. Alleniamo il pubblico. Voi la sapete la solitudine, pubblico? Fammi sentire. Mica così lento. Sì. Vai. 3, 4. Basta, grazie, ok, purtroppo la sapete, ok, grazie, la sanno. Io volevo fare una prova, magari facevano finta e invece no. Attenzione, è il momento di un grande maestro che ormai sta prendendo piede, tornato prepotentemente, ormai si avvia a concludere la sua vicenda Montalbano ed è qua per parlarci chissà di che cosa. Grande fumatore, grande scrittore. Eccolo che entra il maestro Andrea Camilleri. Buongiorno maestro, Ale. Ci parlerà di macchine. Ci parlerà di macchine. Sento infatti un rumore strano. Buongiorno. Maestro, buongiorno. Sentiamo un rumore, maestro. Sono nella galleria del vento di Pininfarina. Ho capito. Stanno testando i nuovi fari antinebbia. Senta, scusi, che ci fa lei al test dei fari antinebbia della Ferrari, scusi? Ovviamente la nebbia. Certo. Che pirla io. Mi hanno preparato una poltrona comoda
una sciarpa per il vento, una steccata nazionale senza filtro. Certo. Basta che io fumi, come al solito esse formano impenetrabili. Baghi, c'è qualcuno che ride, i tento alla pausina. È Cremonesi, maestro. Incredibile. Senta, maestro, quanto deve star lì dentro? Già mezz'ora me ne vai. Me ne vai. Oggi è il giorno del faccia a faccia televisivo fra i due candidati premio. Va a casa per seguirlo con calma allora? No, io lo vedrò dallo studio televisivo. Addirittura. Forse lei non sa, ma io sono l'autore della trasmissione. Senza offesa, maestro, non penso che quella trasmissione abbia bisogno d'autori. Questo lo dice lei, Baldini. Lo dico io. Entrambi i candidati premier Berlusconi e Prodi si sono ispirati per i discorsi di questa sera all'ultimo episodio di Montalbano andato in TV. Qual era? Il gioco delle ceccate. Senta, l'ho visto. Quindi, se ho capito bene, lei è autore della trasmissione, ha deciso tutto, i testi, la data, qualsiasi cosa. No, per la data, viste le promesse che faranno, sarebbe stato meglio il 1° aprile. Ma poi hanno deciso Senta, maestro, questo è il primo faccia a faccia di cui lei è l'autore? No, una volta ho partecipato a un faccia a faccia, diciamo, letterario. Bello, e chi era il suo avversario? Gabriel Garcia Marquez, moderatore Antonio Zecchila. No, scelsero lui perché era sicuramente imparziale, visto che non sa leggere. Certo, giustamente. Senta, e com'è andata? Bene, innanzitutto perché durante un faccia a faccia si poteva fumare. E poi perché riuscì a dire quello che pensavo di questo Gabriello, come minchia si chiama, Garcia Marquez, questo scrittorocolo da fotoromanzo. Insomma, maestro, un premio Nobel. E lui cosa ha risposto, scusi? Nulla. Dal fumo che c'era non è riuscito a capire manco chi aveva da fronte. Ed è da quella volta, immagino, che non si può più fumare faccia a faccia. Fumare no, ma vendere fumo sì. Grazie, maestro Camilleri. Grazie, ringraziamo il maestro Camilleri. A settembre mi dirai quanti amori porterai e vendemmie che farò. È un tono sopra lo yodel questo. A me mi piaceva. Adesso sai, rivederlo di nuovo lì a Music City mi piace. Music Farm è bello, per rivederlo lì. C'ha sto capello fonato, hai visto? Uguale a come aveva proprio. Ti ricordi la sedia di Lillà come partiva? E quello la sa fare lui. Bella. Com'era? La sai cantare, no? Anche Cremo. Dipinge l'anima su te l'anonima. Quella è una tonalità. Dipinge l'anima. Io purtroppo c'è il momento di moreggio, detto momento moreggio di romancino. Maria. Eccola, Maria, questa. Ne faccio una cantata con Demo. Sì, Maurizio, dimmi tutto, Maurizio. Allora facciamo il pettonotto? Sì, pezzo nostro. Il pezzo. Come facciamo? Facciamo il pezzo. Come facciamo? Sì, dopo facciamo il pezzo, Scusate. Dipingi l'anima su te l'anonima. Mischiai la vodka. Mischiai la vodka con l'acqua tonica. Questa riesce a dirla bene. Contrai una monaca. Torbella monaca. Maria. Ecco, basta lì. No, scusate, amici a casa, voi non potete vedere, ma io ho una sedia con le rotelle e su quel perché mi sono allontanato di chilometri. Sì. Sembravo, non so chi sembrava. Attenzione. Lucia Annunziata dichiara: Silvio se n'è andato in ordine. Senti.
Mi sa che sta entrando, Sta per entrare, sì. Signori, guardate tutti alla vostra destra. Guardate alla vostra sinistra, scusate. Sì. Alla vostra sinistra. Non si può, a sinistra devi dire destra. Guardate poi. prima a sinistra e poi a destra. Bravo, così va bene. E poi ritornate a sinistra perché deve entrare da là. Purtroppo deve entrare da lì. E entrerà alla sinistra del padre. Down, 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 down. Don, 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 don. È arrivato Michael. Che hai fatto? Staying alive, questa è un'altra canzone. Vabbè, scusate, Laura Pausini! Ladies and gentlemen, from Tuesday, oh no, from the first one, and we're at the awards and the Grammy Award, sì. Laura Pausini! Ciao Laura, hey! How are you? Bene, ciao! Ciao, è arrivata la Laura! Hai capito? E ha portato una ventata di ottimismo! Sì. Veramente, questa qui pensate è la sala da dove noi in questo momento vi parliamo, è la sala dove Laura. Volevo dirlo, come fai a saperlo? Lo so, perché lo so, qui c'è, guarda, sono le tue impronte ancora su quel palco, c'è il calco, la prima prova che facesti per Sanremo, qui. È vero, è vero. Te la ricordi, guarda? Cantavo lì, tipo, dove c'era la Sciura? La Sciuretta, come si chiama la signora? Sistina? Come il teatro? Come? Ah, Sestilia. Ma Sestilia è un classico nome Roma, Sestilia, che bello. Complimenti signori, perché è la sesta figlia? Hai capito? Sestilia, c'è Quintilio, e qui Quartilio, Secondilio, Terzetto. Certo. Secondino. Unico. Complimenti a Sestilia, ma sì. Laura. Mi dica, caro. Guarda, allora, quando uscì la notizia della tua vittoria al Grammy, noi provammo a chiamarti, però non facevamo caso al fuso orario, quindi chiamavamo ecco. i numeri dei tuoi agenti. Di notte. Degli agenti segreti. Esatto. Ma non siamo riusciti a trovarti. Però perché volevo venire di persona. Grazie Laura, di questo te ne renderemo veramente grazie, veramente cosa buona e giusta. Giusta, rendere fonte di salvezza. Ti volevamo, perché però noi quel giorno mi ricordo che facemmo qualcosa, vi ricordate? Sì. Applausi, complimenti. Sí, pero ¿qué han hecho? Sí, pero ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho cosa? Bueno, dime exactamente qué has hecho aquel día. Para mí. Pero dímelo, por favor, porque estoy calientándome. Estoy calentando. Estoy casi toda de un escalofrío hasta la punta del dedo. Desde la punta del dedo hasta la punta del dedo del pie. Comprende? Cioè lei non è che parla come un'italiana che ha imparato lo spagnolo, lei parla come una spagnola che non parla italiano, cioè una cosa è una cosa, ma brava. Ma infatti italiano non è che. Ma tu l'hai studiato? No, ho studiato solo inglese. Viaggiando poi mi sono molto buttata. Spagnolo, sì. Ma quindi ho letto dei libri del famoso Garcia Marquez. In spagnolo? Sì, in spagnolo. Che bello. Col vocabolario. Neanche l'indice io vado sempre, sai che una volta io in Spagna sono andato, volevo comprare l'olio, questo diceva dell'olio, quindi mi guardava e diceva sete, olio, no aceto, l'aceto è un'altra cosa. Aceite. Perché come si dice olio in spagnolo? Aceite. E aceto come si dice? Olio, sapete? No. Carapelli. Come si dice aceto? Non lo so, non mi sai hai come si dice? Vinagre, bravo! Beh, potrebbe essere anche il titolo di una bella canzone, Vinagre. No, dai. Sì, un amore andato male. Immagini, vinagre. Oh, vinagre. Già diventato proprio. Ecco, vedi, lei ha fatto questo. Sì. Già è un CD tarocco da vendere subito fuori. Vinagre. Abdul ci aspetta. Incredibile. Senti che emozione hai avuto. Cantiamo? Puoi cantare? Sì.
Ma canta te, Laura. No, canta tu. No. Canta tu. No. Beh, una volta ero testimonial lì. Infatti. Codina, giacca rossa, sì, c'ho il cartonato a casa. Ce l'hai? mai fare pubblicità con la foto tua sul prodotto, perché su 1000 esemplari, se uno non funziona, quello lì che ha la tua foto a casa tutti i giorni ti trafora con gli spilli. Io mi incontravo gente, ma non funziona mica, sono rotto subito, che vuoi da me, che ci posso fare io? Che ogni tanto capita. Vabbè, hai fatto storia però, dai. Anche geografia, parecchio. Esatto. Molta matematica. Beh, tu mi ricordo che ai tempi guardavi il karaoke. Logico. E quando cantavano le tue canzoni come ti sentivi? Mi ricordo che c'era Silvia Salemi, sì, che aveva cantato una mia canzone, sì, no? Silvia Salemi era lì al karaoke e aveva cantato credo proprio La solitudine, che noi oggi faremo finta che tu perché ho visto che fatto. Prima non volevi farla, ma io Dove accetto. Hai sentito per radio, veniva qua. Tutto finto. Dai, cantiamo. Che si canta? Allora, intanto io direi subito a botto così la canzone tua, quella l'ultima, Sci. Quella che parla della montagna, di questo. Sì, esatto, di Alberto Tomba. Esatto, di Ghedina. Invece questo è Sci, che vuol dire in inglese, sapete tutti, sapete che vuol dire? Scippo, come no? Vuol dire ella, lei. Però è una canzone famosa questa, no? Sì, è una canzone che ha interpretato Aznavour. No. Elvis Costello. Sì, Elvis Costello per la colonna sonora di Notting Hill. È vero. Ma io non la conosco, però sai. Ma come non la conosco? Figurati se non la conosco. Aznavour io lo adoro, io sentivo sempre io vivo solo come mamma. Aznavour è il Gopo, in una vecchia proprietà di via Paganini. Allora scusa, la facciamo insieme, te fai Aznavour. Non posso farlo adesso, non posso farlo adesso, non posso farlo. No, falla te perché qui ha l'opportunità di farla dal vivo. Ovviamente se qualche errore dovesse capitare, giustamente loro non la improvviseranno, ma vedrete e voi andrete. Però qui c'è il testo in inglese che non è la versione che ho fatto io. Ah no? No, io ho fatto una versione con la traduzione fatta da me. In italiano? Che ovviamente, anche se l'ho fatta io, non la so! Quindi la canterò in inglese, visto che c'è il testo. Sì. Ma se noi riuscissimo a trovare il testo in italiano, nel finale lo potremo fare. Certo. Sì. Ok, ci siamo partiti, gli hacker stanno andando su gli hackeri, non gli hacker. Vai. Signori, Laura Pausini, and the hackers. Canti da seduta, vero? Sì, va bene. Se volevi c'era anche. She may be the face I can't forget, the trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe that chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of the day. She may be the beauty of the beast, maybe the famine of the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. Maybe she what it seems inside a shell. Signori, Laura sta facendo la tromba, va. O chitarra. Buon misto. Vai. She the smile reflected in a stream. È arrivato il testo in italiano. E il ponte? Lei regala i suoi sorrisi senza mai svelare al mondo quando non ne ha, privando il suo dolore libertà. Lei forse è l'amore che non ha pietà, che ti arricchisce con la povertà di un gesto semplice che eternità. Lei la tua ragione, il tuo perché, il senso del tuo vivere,
la luce di un mattino che non perderai. Lei, lo specchio dove tornerai, dove ti riconoscerai, semplicemente come sei, esattamente come lei. Ha cantato questa canzone come se bevesse un bicchiere d'acqua, la seduta, appoggiata. Ringrazio la band. Una tonalità Cremonesi sopra l'ultrasuono. e le sue forfore, il gruppo bellissimo. Dove c'è anche Massimo Pacciani che è il oltre batterista, ma ha scritto anche delle canzoni per me insieme a me. Brava. Una curiosità, voi lo sapete che Aznavour, tu lo sapevi? Aznavour non si chiama mica Aznavour. Come si chiama? Si chiama Navour, solo che se non si fa vedere poco, ogni volta che usciva la gente faceva Aznavour. Scusa, l'ho anticipato, ma non lo sapevo. Questo è da TG1, l'angolo di Gian Antonio. Ascolta, non si può fare un duetto? Sì, un duetto. Vai. Scusate, lo so che voi avete una scaletta, quindi se non si può avere un'altra volta. No, scalette qui non ne abbiamo. Facciamo un duetto. Ho un'idea. Mi è venuta un'idea proprio orora. Guarda qua. Facciamo Ti lascerò. Scusa, no. Dai, io faccio l'Oxa, la so fare. strappato un'altra. Allora cercate di lasciare, io faccio le ali. Ma se no cosa volevi fare te? Le ali? No, quello che volevi. Sì, le ali. Voglio fare le Ma ali. dove va? Così. Ok. Ciao! Ok, così finisco, canto questo e non canto più. Mi cercate il te, quale ti lascerò? Quale facciamo? Sì, Ti lascerò. È l'unica che hanno fatto insieme, credo. No, hanno fatto anche. Allora facciamo fratello. Ma che brava! No, lo faccio apposta perché così faccio una cosa con te. Ma lo fai bene, mi trovate il testo, ragazzi? Allora noi abbiamo tutto il tempo. Oggi chiediamo agli spostati di sforare i 5 minuti. Anche perché sono miei amici, quindi possono giustificare. Lo so, perché dobbiamo preparare il testo. Però nel frattempo che si cerchi il testo, c'è un'attrice che voleva anche salutarti direttamente dalla Francia. C'è Monica Bellucci, Monica, ci sei? Ciao. Buongiorno. Ciao, stai bene? Sì, sto bene. C'è Laura Pausini. Ciao Monica. Ciao Laura, ciao. La conosci? Sì. Come no? Cosa stai facendo? Ti stai toccando? Sembrava però. Laura! Fa delle robe strane. Scusa. Ha ragione. Sembrava. Laura, ti ritirano il Grammy. Famoso autoscatto, no? Scusa. Non posso toccarmi mentre ascolto la tua musica. Ecco, sì. Che stai facendo, dai? Sto aspettando per fare il cambio di stagione negli armadi. Questo è il classico tempo incerto in cui non so mai come spogliarmi. Certo, uno non lo sa. Hai sentito della tua collega lì, la Naomi, che ha preso a colpi di telefonino lì la sua Golf? Sì, certo, ho saputo, disapprovo totalmente. Brava. Anche se noi dive siamo privilegiati in tutto, però bisogna avere un po' di coscienza e pensarci alle cose prima di agire, no? Brava, sì. Cioè va bene che oggigiorno i telefonini costano 2 soldi, ma non è che bisogna romperli così per una certo. Hai ragione. Senti, a proposito di colleghe, hai visto lì, ne parlano tutti i giornali, Basic Instinct 2, floppone pare con la... Purtroppo sì, ma era prevedibile. Ormai per via dell'età della Stone, cioè l'età della pietra. L'età della Stone. Le scene di sesso. Le scene di sesso non sono più così eccitanti. No? Certo. Per esempio nella scena del sesso di gruppo c'è un accompagnatore che spiega al gruppo tutto il programma della giornata. Come da Deplian, ore 7:30 partenza, ore 12:30 panza al sacco, poi dimostrazioni di pentole. Ecco, vabbè, cambiamo discorso. Senti, e tua figlia Deva come sta? Bene, grazie. Ieri l'ho portata con me a fare shopping al centro commerciale tutto il giorno. Bene, si è divertita? Non lo so, glielo devo chiedere perché la polizia me l'ha appena riportata. È così lei, un po' svampita. Sì, non si ricorda. Ghiaccio al ghiaccio sul ghiaccio, sculaccio un poveraccio col sanguinaccio. Chi è? Scusate una visita di chiamata. Chi è? Ma scusate, vi faccio attendere un attimo. Dai, aspettiamo qua. Pronto, ma? Come stai? Bella te, ma sto vivendo un periodo d'ansia per quello che sta succedendo qua a Parigi. Speriamo che il presidente fa qualche cosa perché non si può mica avanti così, ma
si preoccupare per questa questione del lavoro, che stamattina sono passata al centro in mezzo alla manifestazione, se fosse stato uno che mi avesse guardato il culo. Certo, questo. La preoccupazione sua è questa. Certo. Fammi parlare con quelli della radio, ti ripiglio dopo, aspettami. Pronto? Sì, Fiore. Ecco, no, sì. Che c'è? Sento rumori. Aia, rompono tutto. Et son mari. Arrêtez-moi, elle a échappé la trône, elle est plus, j'avais ne plus, à me Senti, questo è tuo marito Vincent Cassel, ma che sta facendo? Si sta uccidendo le scarpe. Grazie. Adesso la pubblicità. Dai, Laura, tieniti pronta, trova del testo. Guarda! Oh, dimmi che si vede? Shh, fammi vedere. Dai, basta tu, ora tocca a me. Aspetta, solo un altro po'. Dai, passalo a me sto tappo. Ma siamo noi! In barca con Marta, Simona, Paolo, Giulia, Sara, Laura, Matteo. Guarda bene sotto il tappo di Baileys. Puoi vincere 5 vacanze in Caicco in Grecia per te e 5 tuoi amici. 1000 moca Bialetti e 500 frullatori Gaggia. Francesco, Marco, Andrea, Luca. Gloria, noi e altri 4. Regolamento completo su vinciconbaileys.it. Intima Roberts, la delicatezza che abbiamo in comune. Quando io dormo, tu dormi. Quando io parlo, tu parli. Quando io rido, tu ridi. Intima Roberts è il detergente intimo alla camomilla per te e per la tua bambina. Extra delicato e senza sapone, non aggredisce ed è facile da risciacquare. Le cose che abbiamo in comune sono così tante che quasi spaventa. Intima Roberts, la delicatezza che abbiamo in comune. Uomo tutto d'un pezzo con la verità in tasca, mi rivolgo a te, che ne sai sempre una più del diavolo, che o è come vuoi tu o niente. Eroe d'altri tempi che dopo hanno gettato via lo stampo. Uno di poche parole, passato alla storia per aver detto: il solito. Questo saluto è per te. Addio! Da oggi si cambia, con la nuova Sambuca Averna 100% anice stellato, la delicata Sambuca e agrumi e la sorprendente Sambuca e liquirizia. Averna, il gusto pieno della vita. Ci siamo! Allora, visto che ci sappiamo gli amici del TG1, ci hanno proprio anticipato il titolo di apertura di questa serie del TG1. Vai con la sigla. Buonasera, grande attesa per il faccia a faccia di stasera tra il Premier, il Presidente del Consiglio, Cavaliere Silvio Berlusconi e un altro. Bellissimo. Puccio Corona è diventato verde. Sì. Allora amici, il 6 aprile siamo a Milano, alla Rai di Milano, ci sono ancora posti, se volete prenotarvi. Chi se ne frega, non no, ce lo 8.000 11 906. 8.000 persone, ma dove ci è il numero di telefono, dai. Laura Pausini, sì. Intanto posso ricordare che c'è sto CD tuo live in France, giusto così? Mi ero dimenticata. È bello. No, ma quello lì è quello vecchio, cioè quello vecchio. È uno bello. Quello che ho visto Grammy. Questo, quello si chiama Resta in ascolto. E poi c'è questo qua, vedi la posizione della copertina. Guarda bene lì nella parte tonda cosa c'è. Cosa c'è? Fai vedere. C'è la tetta. La madonna. Guarda qua, raga, ma bello, è tutto madonna. Due CD, due tette. No, anche perché tutti chiedono dove cavolo viene sta voce, viene da lì, dalla Romagna. Prima avete detto che a Bologna ci sono i tortellini e lì siamo capaci, capito? A cantare. C'è Gabriella Germani che vedo che osserva la Pausini da 10 minuti. Sì, perché la prossima sono io vittima, Sì, ma vedrai che farà la Pausini non che canta ma che parla. Oddio. Sì, mi aiuto. piace, che è una voce orrenda mentre parlo. Allora, attenzione, siamo pronti, abbiamo trovato il testo di Ti lascerò. Ecco, tu sei, in questo momento non sei più Laura Pausini, sei Anna Ox e io in questo momento sono Fausto. Versione bionda però, Fausto Leali. Occhio alle corde vocali. Lo so, mi devo concentrare. Sì, vai. Adoro. Tonalità che non la sento qua. Ti lascerò andare, ma in difesa come sei, farei di tutto per poterti trattenere. C'è. Perché
dovrai scontrarti con i sogni che si fanno quando si vive intensamente la tua età. Ti lascerò provare a dipingere i tuoi giorni con i colori accesi dei tuoi anni. Ti aiuterò a sconfiggere i dolori che verranno e che saranno anche più grandi degli amori che ti avranno, e lascerò ai tuoi occhi tutta una vita da guardare, ma la tua vita è non trattarla male. Ti lascerò crescere, ti lascerò scegliere, chiamate 118, sì. Ti lascerò anche sbagliare, ti lascerò. Mi mettete in gabbia, Fausto. Ti lascerò decidere per chi sarà al tuo fianco, piuttosto che permettere di dirmi che sei stanco. Lo faccio perché in te ho amato l'uomo e il suo coraggio e quella voglia di cambiare per poi ricominciare. E quando avrai davanti agli occhi altri due occhi da guardare, nel tuo silenzio tu sentirai gridare. Ti lascerò vivere, ti lascerò ridere, ti lascerò, ti lascerò. Io faccio il finale. Signori, non l'avevi mai fatta pubblicamente? No, beh, ai miei fan, agli incontri dei fan club. Adesso abbiamo allargato perché qui il pubblico era amminchiuluto. Cosa vuol dire? Amminchiuluto in inglese significa sorpreso. Fucking happy. Sì, perché proprio dice, ma no, ma è uguale. Sai imitare qualche altra cantante? Berlusconi. No, so imitare degli altri cantanti, ma devo concentrarmi perché mi scappa da ridere. Allora, dimmi quale, Patti Bravo. No, so imitare, so imitare Lavanoni. Dai, vai. Sì. No, dai, adesso mi scappa da ridere, prossima puntata. No, adesso è appuntamento. No, faccio Vai Valentina, che è quella che mi viene meglio. Bisogna parlare con Valentino. No, però so solo fare un pezzettino. Ok, un pezzettino. Oh, Valentino, così. Esatto. Vai. Tonalità va bene? Boh. Vai. Vai Valentino. Ma che differenza è un campionato. Allora corri. So solo questa parte qui, non so le parole. È bravissimo. È un campionatore umano proprio. Ma fai lo show del sabato sera? No, perché te non lo vuoi fare. Io no, da solo. Ma come non sei capace? Ti fai la Patti Brava a sto punto. No, devo studiarla. Allora perché... facciamo una cosa, un esperimento. Cantiamo un pezzo di Mina. Ma non l'ho mai imitata, non lo so. Ma non la devi imitare. Allora, guarda, cantiamo. Cominciamo da Io vedo tutte quante. Com'è? Guarda, in coppia, questa è bella. Però la sua tonalità è questa. Sì, questa è la mia e tu, ma siccome sei Laura. La tonalità, la devo farla così, benissimo. Vai. Vai. Vedo tutte quante le mie amiche, son tranquille più di me. Devono discutere ogni cosa come tu fai fare a me. Ricevono regali e rose rosse. No, non è così? Ricevono regali e rose rosse per il loro compleanno. Non hanno mai problemi. Sì, giusto. Non hanno mai problemi e son convinte che la vita è tutta lì. E invece no, la vita è tutta quella che tu dai a me. Sfasata napoletana. In guerra tutti i giorni, sono viva, sono proprio come piace a te. Piaci tantissimo, ma qua altissima. Ti odio, poi ti odio, e poi ti amo. Poi ti odio e poi ti amo. Hai visto
che la fa. Sì, ma è altissima. Allora facciamo una cosa, esperimento musicale, ragazzi. Attenzione. Allora, prendiamo questo testo, io vedo tutte quante le mie amiche sono tranquille più di me, ma non devono discutere ogni cosa, e la trasferiamo su un'altra melodia. Quale? Something Stupid. Mi è arrivato uno schizzo. Ce l'avete presente? Something Stupid, quella che faceva ok, che tutti sanno quella parte lì, no? Allora noi ci mettiamo il testo, questo qua della canzone di Mina. Allora, mitico, vediamo. Grazie Cremonese, vai. Io vedo tutte quante le mie amiche son tranquille molto più di me. Ci sta. Non devono discutere ogni cosa come tu fai sempre fare a me. È fantastica! Ricevono regali e rose rosse per il loro compleanno. Non hanno mai problemi e son convinte che la vita è tutta lì. Tutta si può fare, vai! E invece no, la vita è tutta quella che tu dai a me. In guerra tutti i giorni sono viva, sono proprio come piace a te. Qui viene benissimo, senti che bella, Ti odio, poi ti amo, poi ti odio, poi ti amo e poi ti odio. Sei grande, 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 grande come te, sei grande solamente tu. Solamente tu. Laura Pausini. Solamente tu. Bello! Grande. Ma che bello, questo è un bel pezzo, Troppo forti! Tu sei troppo forte! Abbiamo intanto anche la siciliana sa fare. No, ho guardato lì, ho letto quello lì. Hai letto quello lì, però vedi? Guarda che sei una showgirl. Sei una showgirl, non mica solo cantante così. Una show, nel senso che me ne vado. Scusa, fai il pezzettino della Vanoni come hai fatto? Solo quello com'era? Allora aspetta. Aspetta, mi viene da ridere. No, non ti guardo. Vai, avanti. Devo concentrarmi, però vabbè. Mi preparerò altri personaggi per te. Senti, rimani qua, ma adesso abbiamo un momentaccio, lo sai, no? Fiore? Attenzione, Anna Oxa dichiara: ascoltando Radio 2 sono ritornata coi ricordi ad un brutto periodo della mia vita, qualche anno fa, quando ero felice. Poverina. Sai che comunque è stupenda, number one. Fa scherzi, grande Anna Oxa. noi facciamo battute su tutti, certo, i primi siamo noi che ci auto. A me al funerale dissero che scommettevo anche sui voi? Parenti, a Baldini abbiamo detto qualsiasi cosa, pensa a me che appena detto i grammi. Sai quante me l'hanno detto a me? Tu la no, non lo so. Siccome sotto Sanremo vi ascoltavo e ho visto anche insomma polemiche anche nei giornali a proposito del look e della canzone della Oxa. Però pure lei se le cerca. Se le cerca, però vedi, alla fine è stata veramente un artista di fronte alla ha creato coerente, lei si è fatta la sua cosa. Poi la canzone ovviamente è come tutte le canzoni che tutti noi proponiamo, possono piacere o meno, quella era molto particolare per quel contesto, ma a me mi piace troppo la Oxa, sono troppo dei parti. Oxa è una grandissima, c'ha una voce micidiale quando si mette guai a usare aglio, però insomma ma che cattivo. Ma sì, di una cattiveria che non ha paragoni. Baldini, veramente ma quando io non ci sono, cosa dice di me? No, niente. No, non dice niente. Metterò qua. Lei mi fece ridere quando tornò dall'America la prima volta. Mi hanno detto che c'ho l'accento texano, m'hanno detto. È vero, perché quando canto alcune parole pare che io abbia un accento texano. Quando canti in americano? In inglese, sì. Quando canto. Che quando cosa parlo, sai? Che dico, cosa sai? Yes, my name is Laura Pausini. Dico così e quindi non ce l'ho. Però quando canto è come quando canto in italiano che la Z ce l'ho normale. Esatto. A Houston tutti dicono Sochman, tutti Allora attenzione, un fan ha provato a fischiettare la canzone nuova della Oxa e è morto affogato. Senti, lo chiamiamo stavolta, che l'altra volta ha fatto scandalo. Signore, però attenzione, perché qui si va sul pesante. Già la campagna quella di Rare, di tutti ne hanno parlato. Sì, di quei due signori gay, che sul divano si toccano, si baciano. Si toccano, diciamo, si toccano il pupo. Ecco, il pupo, sì, esatto. Pupo uguale pacco. Quindi esatto. Si toccano il pupo. Bene. Vediamo che cosa. Proviamo a chiamarlo. Del resto cerca di bloccare. Sì, quando parte poi con la descrizione delle sue campagne. No, lo blocco, non te lo spero.
No, che è interessante il mondo della comunicazione, capite? Insomma, grande fotografo, Oliviero Toscani. Sentiamo se Oliviero c'è. Un attimo solo, ragazzi. Sì, va bene, Oliviero. Allora forza così. Dov'è? Un'altra, due indicazioni ai modelli, un attimo vabbè, sta facendo una fotografia. Forse il ragazzo in carrozzina è rimasto con una ruota incastrata nel binario, ecco, proprio mentre arriva, mi fate una foto del corteo Naziskin. Fantastico. Allora, nel momento in cui lo colpiscono a catenate, ecco, un nazi addenta con rabbia un biscotto, ok? Sotto mettiamo lo slogan, con Plasmon cresci più forte. Oliviero, una foto tranquilla mai voi, Sì, allora c'è un prete vestito da suora. No, bene, basta, grazie. Lasciamo perdere. Siete bigotti, antichi. Io Milano è vecchia. Ma noi siamo a Roma. Siete vecchi, bigotti e vecchi. Antichi e vecchi, siete indietro vecchi. È colpa di gente come voi, se in Italia siamo dei qualunquisti. Non prende mai una posizione. Vabbè, scusi. Oliviero invece le posizioni le prende, lo fa attraverso l'arte fotografica, mica con le chiacchiere. Questo lo sappiamo. Ci dia un altro esempio, su. Ad esempio la nuova campagna sull'alcolismo. L'alcolismo va bene. Sociale, è giusto porre l'attenzione su questo problema. Sì, giusto. Allora c'è il Papa ubriaco. No, basta. Grazie, fermo lì. Lo vedi che sei bigotto? Confessalo, sei del Moic. No. Questo Moic, sei del Moic. No, scusi. Che roba. No, ma è rispetto per alcune figure, scusi. Allora cambiamo figura, non usiamo testimonial famosi. Allora, la campagna dell'aborto, per esempio, può andare. Ma no, è un terreno minato, meglio lasciar perdere l'aborto. Raccolta differenziata? Ecco, la raccolta differenziata è già meglio, sì. Ci sono 3 cassonetti nella foto, va bene, 3 cassonetti di diverso colore. Tipo United Colors, sì, va bene, ok. Allora, vicino ai cassonetti ci sono un negro, un ebreo, uno zingaro. Basta così, grazie, fermo lì. Allora, neanche la raccolta differenziata, siete veramente, siete vecchi. Sì, ma che cosa parlate a fare, vecchi? Ma scusi, ma facciamo qualcosa di classico, le campagne sull'abbigliamento. Vanno bene i guanti? Sì, i guanti vanno. Allora, lo slogan è facci col guanto. Vabbè, e la foto? Metaforica. Allora, un esquimese nudo sul ghiaccio che trema dal freddo, ma proprio che va trema. Bene. Esquimese che si mette un preservativo. No, basta! Grazie, Oliviero, basta. E non c'è verso, qualsiasi cosa ci deve sempre mettere. Non c'è verso. Allora, tra qualche istante, Laura, ci collegheremo con Mike Buongiorno, cogliamo c'hai i fan ormai, Mike, è più famoso di tutti. Dovevo ricordare qualcosa che avevo scritto su un foglietto che aveva a che fare con una manifestazione, credo. Ecco, è arrivata, la leggo in diretta così come mi arriva. Allora bisogna dare una mano ai ragazzi che fanno musica, cara Laura. Tutte le domeniche all'Auditorium di Roma si esibiscono i più bravi musicisti emergenti, i cosiddetti nuovi talenti, e a suonare insieme a loro ci va pure gente come Britti, Avion Travel, Grazie di Michele, Daniele Sepero, i Paci, che gli fanno pure da padrini, ok? La rassegna si chiama Generazioni X, tutte le domeniche al Parco della Musica di Roma. Domenica prossima ci sarà Luigi Salerno e altri, poi c'è Giovanni Allevi, Pino Marino con Fabrizio Bentivoglio, Carmela Migliore, quelli prodotti da Carmen Consoli, insomma un sacco di gente. Andate, mi raccomando, c'è un prezzo politico, 8 euro, così si aiuta la musica italiana, giusto? Bisogna aiutare, quindi andate, chi è di Roma, chi è di Milano e si trova per casa a Roma può venire, chi è da d'Italia possono venire qui. Uno viene qua. Esatto. Allora, senti, posso fare un piccolo giochetto? Siccome è venuto a trovarmi un mio amico, un mio amico che lavorava nei villaggi con me, adesso fa il capo villaggio, e mi ricordo ai tempi quando eravamo al villaggio turistico, lui faceva un gioco e sfidava tutti i clienti con un gioco di numeretti. Io vorrei che lui ti sfidasse. Il gioco è semplice. Lo vuoi spiegare, Cristiano? Sì, io vorrei scommettere con Baldini. È già fatto, sai. Vabbè, mezzo stipendio. Veloci, ragazzi, che tempi sono. Allora, il gioco è vince chi arriva prima a 100, massimo si possono dire 10 numeri alla volta. 10 numeri alla volta? Sì, se dico 3, massimo può dire 13, può dire anche 6, 7, come vuoi. Vinco io. Veloci, vai. Io parto? Come vuoi? 8. Hai già perso, però adesso continuiamo. Perché ho già perso? Andiamo avanti. Perché sei Baldini. 10. 18. 20. 23. 30. 31. 40. 47. 50. 2. No. 52. 60. 3. 67. 68. 78. 79. 89.
90. Ok, 100, grazie, mezzo stipendio. 90, 100. Basta arrivare a 89, ho capito. Chi è che se la sente di sfidarlo? Chi se la sente di sfidarlo? Un signore? Lui. Lo sai? No, se lo sai no, allora no. Sì, bello però, è bello 90, 100. Vuoi provare? Chi è che vuole provare? Signore Laura, vuoi provare? Io ho già dato, ho già perso. Sì, ha già perso. Chi è che vuole provare? Vai, ragazzo, urlalo tu il numero, via. Puoi cominciare tu? Se comincio io vinco, comunque va bene, vai. 10 11 20 21 30 40 50 Un bel momento di radio. Sì, proprio che bollettino dei naviganti. 58 Allora tu lo conosci? Lo conosci? Ok. Dai, su, dai. 67 dai. ha detto. 67 Ha detto lui. Vai. Dai. 67 70 lui, 70. Allora lo conosci? Allora sei un furbetto, sei. Allora se comincio io vinco matematicamente, se vuoi, come vuoi. Se comincio io allora 1. Vai. Dai, ti ho fatto andare avanti. È un furbetto, hai visto? Se uno lo conosce vince, se non lo conosci no. 78 vinceva lui? Sì. Dai, scomincio io se vuoi. Dai, se vuoi comincio io. Dai, dategli il microfono, se no non si può. Veloci. Dai. Sì, la sfida, vai. Via, dai, pronti, comincio io. Dai, 1 12 13 23 24 34 45. Dai, non lo puoi dire, vai. 44. 45 46. 56 67. Non lo puoi dire. Non lo posso dire. No. Dai. Allora 65. 67 66. 69. 78 79. 89. E ha vinto lui. Dai, bravo. Sono arrivato a 89, ho capito? Sono arrivato a 89. Lo so. State ascoltando Viva Radio 2 comunque perché sono sentiti c'è Balzania verde. No, ma sapeva già lui. Chi accendeva la radio in quel momento non capiva nulla. 67 e dice numeri dell'otto non so. Numeri dei naviganti neanche. Non sono. Fantastico. Però c'è un trucco, caro Cristiano, che poi io dirò in diretta così lo sapranno tutti. Allora, cara Laura. Quando lo dici sto coso che io voglio saperlo? Ho perso. No, questo. Che puntata la dici? Vediamo poi i nostri radioascoltatori se vogliono giocare fra una settimana lo diciamo. A Milano lo diciamo. Quando siamo a Milano. Attenzione. Mike. Sì, no, stavo leggendo una notizia che è appena arrivata. Vai. Che è successo? No, non la posso dire, è talmente forte che non la posso neanche dire. tu, dunque deve essere. Non la proprio... posso dire neanche io. Allora è il momento di nonno Mike. Ci siamo, chiamate. Sentiamo via Giovanni da Procida. C'è? Sì. È già là. La cistifelle è già là. Sentiamo se c'è. Pronto? Sì? Che è successo, signor Mike? Buongiorno. Lasciatemi perdere. Lasciatemi perdere, perché scusi? Ho avuto una notataccia. Vabbè, che è successo? Stanotte mi sono entrati i ladri in casa. Lei dormiva oppure se n'è accorto? Se fosse stato per il chihuahua della Daniela si sarebbero rubati anche lo scopino del cesso. Meno male che si è svegliato, rischia tutto. Si è svegliato, rischia tutto. E chi ha rischiato tutto? È tutto? il mio dog argentino, amici ascoltatori. E com'è finita? Diciamo che per una settimana posso non dar da mangiare al cane. Io non mi sono accorto di nulla. Stamattina appena mi sono svegliato ho trovato dei resti umani sul tappeto persiano. Ho fatto buttare via tutto dalla Filippina. Ho tenuto solo le rotule, sa? E che ci ha fatto con le rotule? Ho fatto 4 portaceneri, amici ascoltatori. Mike, ma fai crudele. Strano, è la stessa cosa che mi dice sempre tua moglie quando gli rovescio la cera liquida delle candele sulle chiappe, lo sai. Vabbè, forza, adesso basta con le pinze lacchere e fate entrare come ride. Fate entrare? Forza, fate entrare il piccolo sfintere parlante. Allora. Evviva, facciamo la TV. Posso toccare quella? Alto là, fermo, togli quelle manacce dalla telecamera che la costa più di casa tua, lo sai? Vuoi che ti confischi l'abitazione? Vuoi dormire con i tuoi genitori sotto il ponte della Ghisolfa?
forza, molla l'osso, sta fermo e non toccare niente. Niente, che niente? Ma dai Mario, è un bambino, tocca tutto quello che vede. Non bisogna mica essere bambini per toccare tutto. Io ad esempio Mario Bianchi, quando vedo tua moglie la tocco sempre. Adesso forza, manda la sigla se non vengo su e tocco anche te, ma sulla faccia. Ecco la sigla. C'è un Mario Bianchi strano oggi, Allora, in occasione della straordinaria vendita di prosciutti, Rovagnati presenta un'eccezionale offerta. Oh, finalmente una promozione normale, una nella vita. Oh. Allora, caro il nostro presentatorucolo radiofonico delle mie appendici pubiche, se mi interrompi ancora, io vengo lì e ti interrompo il flusso vitale. Amici ascoltatori, ero preparato ad essere interrotto dal piccolo narvalo. Forza e coraggio, ma non dei pirla più grandi. Va bene, Mario scusi. Bianchi, forza, rimanda la sigla. Ecco la sigla. Se acquistate 2 prosciutti Rovagnati, in omaggio riceverete il porco cane, il maialino da mettere nel lunotto posteriore che muove la testa. Ah, tipo il cane. Ed il porcomondo, questo mappamondo rosa a forma di maiale. Aia. Questo mappamondo è bucato, si è sgonfiato. E vabbè, per una cosa che si sgonfia ce n'è un'altra che invece deve essere gonfiata. Tu hai sgonfiato il mappamondo, io adesso gonfio te, ok? Stai fermo immobile, te lo dico l'ultima volta. Mario Bianchi, per l'ennesima volta rimanda la sigla. Ecco la sigla. Se acquisti 3 prosciutti Rovagnati, oltre al porco cane e al porco mondo c'è un ulteriore omaggio, la porca miseria. Amici ascoltatori, il classico salvadanaio di porcellana rosa a forma di scroffo. Aia. Sono salvadanaio. Mi è sfuggito di mano. Mo. Aia. Anche a me è sfuggita di mano, va bene Mario Bianchi, forza andiamo a divertirci. Sai cosa facciamo? Facciamo un salto giù da Mastarotta. Ho saputo che prima delle telepromozioni lui prende le gocce per calmarsi, entriamo nel camerino e gli pisciamo nella boccetta dell'Exodan. Allegria amici ascoltatori. Grazie signor Mike. Bene, Laura, scegli una canzone quella che vuoi cantare tu, proprio del tuo repertorio, quella che ti piacerebbe cantare oggi qui per noi, che ce la regali, le abbiamo tutte. Ma non si può di un altro cantante? Ad esempio, dimmi, chi ti piacerebbe? Cosa c'hai lì? No, non so niente, qui c'ho solo tutto Pausini, c'ho qua, guarda. C'ho Pausini, c'ho Non c'è, Il ritorno da te, c'ho Vivimi. Vivi Milano. Vivi Milano. Attenzione a dividerlo bene. Tra te e il mare. Ecco. Tra te il mare, Surrender. I raise my hands. Dai. Ce la sai Surrender? Guarda che Cremonesi ha fatto una faccia. Qualcuno ci dica un accordo. Un accordo, l'hai suonato ci dica 2 anni e mezzo. Un accordo, vai? Bene, canto Tra te e il mare. Vai, meglio, vai. La sai? Non lo so, la tonalità sarà in do, il re, il babbo. Vai. Falla il re, che di solito faccio tutto il re. Signori, Laura Pausini, tra te e il mare c'è di mezzo il faro. Vabbè. Va bene. Tutta la mia vita sei tu. Vivo di respiri che lasci qui e che consumo mentre sei via. No puedo dividirme ya entre tú y 1000 mares. No puedo estarme quieta y esperarte. Spagnolo, ragazzi. Yo que habría estado por ti en cualquier lejana ciudad, sola por instinto sabiendo amarte, sola y siempre ya junto a ti. No puedo dividirme ya entre tú y 1000 mares. No puedo ahora estar cansada de esperarte. No, è troppo alta. Dai. No, amore, no.
la fa uguale, 6 toni sopra l'ultrasuono, non ci posso credere. Basta così, Cremonesi. Lo sapevi che Grazie. lo sapevi che era alta così, Allora però gli ho detto io il re, ho sbagliato. Sì, però te l'hai fatta lo stesso. Tu arrivi ovunque, eh? No. No. Massimo a Castel Bolognese, provincia di Ravenna. Dove abita la mia famiglia. Veramente di applaudire una grandissima artista. Grazie. Perché a parte la bravura, tutto, ma anche l'umanità, la simpatia hanno anche il loro peso e il fatto che non lo peso, perché voglio dire, lei io ce l'ho comunque, di base ce l'ho. Sei a dieta? Noi sì. Che tu leggo sempre che vuoi stare sempre a dieta. Te, che no, stai sempre leggi sempre che sono sempre incinta, ma non è mai vero. C'è sempre scritto la Pausini aspetta un figlio da. No. Da chi? No, da nessuno. Così. Sono proprio. È panza, ho mangiato. Fine. Allora, la Pausini aspetta un tramezzino. No, sono a dieta da oggi. Oggi è il famoso lunedì, ragazzi. Il famoso lunedì che oggi andrà benissimo, oggi, domani pure, fra 3 giorni morderai tua mamma. Esatto, ieri sera prima di cominciare la dieta mi sono fatta 3 cioccolate in tassa. In tassa? Ecco. Sì. No, se le fatti in tassa, 3! Ma è vero? 3 in tassa! Sciolte. Però da oggi una roba, una tristezza. Cosa hai mangiato stamattina? Stamattina? No, ho sbagliato. Mi sa che non ho la mangiato comincia. le uova, ho sbagliato. No, le uova la mattina si possono mangiare. Sì, perché non potevo mangiare adesso. Allora bisogna eliminare solo i carboidrati a pranzo, a cena. Esatto. Io sono a dieta da 40 anni, pensate, ormai sono tutti. Perché io e te, essendo nati nello stesso segno, siamo dei buon gustai, no? Sì, anche lui. No, tu no. No, io sono vergine, ragazzi. No, ma è vero, anche l'altra volta me l'ha detto. Vabbè, Laura, ricordati il 16 maggio, molto probabilmente, perché ormai è una specie di tradizione. Sì, dai, vediamoci. Che arriva Baglioni qui in radio, facciamo qualcosa. Sì, perché siamo tutti e tre. Gli sposteros, pronto? Ci sono gli spostati, pronto spostati? I miei divini. Eccoci. Ciao, come state, ragazzi? Tutto bene? Ciao spostatissimi. Ciao. Come va? Dove siete? In quel di Milano? Siamo a Via di Parma, c'è anche Alberto Fortis. Mitico. Ciao Alberto! Come stai, Fortis? Caro Fiorello, loro credono che io sia Alberto Fortis, ma non sono Alberto Fortis. Ma chi è? Non so se tu mi conosci, sono nato in questo mondo e volevo entrare nel corpo di Franco Califano, ma non mi è stato possibile perché c'eri già tu. Ma chi è? Alberto Fortis, È Alberto Fortis. Alberto, scusa, io pensavo, ho detto, non ci posso credere, non è che ieri è l'anniversario però ho sentito una cosa. Alberto, mi stava scendendo una gocciolina di sudore perché dicevo, neanche noi osiamo tanto. Neanche. Alberto, come va? Tutto bene? No, ancora. Alberto! Ma chi è? È Alberto Fortis. Fateci capire che è lui. Alberto. Niente. Alberto? Era giusto ricordare. Fiore, ciao. Meno male. Guarda che io avevo Ruini in linea e Tonini di là che c'avevo bussava Tonini che porta. poi non mi queste cose non vanno fatte. Attenzione che stiamo andando come va Alberto? Ti vediamo ogni tanto. Sai che oggi abbiamo parlato di te, di una tua vecchia canzone bellissima. Ma lo so, gli spostatori me l'hanno detto, è stato un grande onore. Milano e Vincenzo. Qui c'è Laura Pausini con noi. Ciao Alberto. Ciao, senti, ma tu ti ricordi come iniziava quella canzone? Che tonalità era? Era un sol maggiore. Un sol maggiore, com'è che faceva? Come vai? Allora, Milano sono tutto tuo. Vincenzo non mi rinchiude più. Oh Milano, sii buona almeno tu. Vai. Vincenzo, io ti ammazzerò. Sei troppo stupido per vivere. Oh Vincenzo, io ti ammazzerò. Perché non sai decidere. Grazie. Grazie, grandissimi. Alberto, l'hai ucciso sto Vincenzo che sappiamo noi nella discografia chi benissimo. è? Vincenzo sa benissimo, gli avevamo dato una vita lunga e poi
E poi sai cosa succede nella vita? Io ho lavorato anche con i figli di Vincenzo, per cui mandavi saluti a papà, chiedevo papà come stai? Hai visto? Vedi la pace? Sì, perché poi magari quella canzone è dedicata a un personaggio discografico così. Io mi ricordo di te, di una tua versione meravigliosa di Settembre. Ah sì, lo so. Intitolata Settembre. Lo so, ma io karaoke. Addirittura che lì le cantavamo in tutti gli accenti possibili immaginati, dipende dove eravamo, se eravamo in Puglia, a settembre ci sarà. Cambiavamo tutto. Va bene ragazzi, divertitevi, noi qui finiamo. Adesso con Laura andiamo a pranzo, l'ultimo pranzo, faremo prima della dieta alle 3 non se ne cacciotte. parla. Allora grazie, appuntamento a domani, viva gli spostati e viva Baldini e viva Laura Pausini. Grazie. Siamo in ritardo. Grazie. Chissà chi dice uscire questa sera alle 21 faccia a faccia l'avvocato Tormina, Prodi, Berlusconi, un neo scappato, c'era Maglio Sgalambro.